Buongiorno, buon 8 dicembre, nuova rassegna stampa su Telecolor, anche oggi pronti a sfogliare quotidiani nazionali e regionali per approfondire le notizie delle ultime ore. Sulla stampa nazionale si parla di questo asse, di questo fantomatico asse, potrebbe essere, come dire, e avere dei risvolti importanti, questo asse Stati Uniti-Russia, un asse indiretto sul conflitto Russia-Ucraina, perché le parole di Donald Trump qualche giorno fa, poi Elon Musk, adesso Putin, insomma, non lasciano intravedere ampi spiragli per la risoluzione del conflitto. Poi la prima di Lady Macbeth alla Scala di Milano, anche lì notizia che al di là del racconto dello spettacolo, diciamo, mette dentro anche vari aspetti sociali del nostro paese. E poi la cronaca regionale si torna ancora sul omicidio-suicidio di Corleone e sulle atlete intossicate durante la partita di pallavolo di Serie C Zafferana-Milazzo. Lo troveremo tutto in pagina. Cominciamo la nostra lettura dei giornali dal Corriere della Sera, quindi dalla stampa nazionale. Il primo titolo è Asse Putin-Trump sull'Europa e appunto nel titolo si ripercorre tutto quello che dicevamo in presentazione. Il portavoce del Cremlino Peskov dice che la Russia sposa la linea degli Stati Uniti. Nel frattempo Giorgia Meloni sente Zelensky, quindi il presidente dell'Ucraina, e oggi sarà il vertice volenterosi a Roma. Per il Cremlino, leggiamo dal sommario: i cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia della sicurezza nazionale, che critica duramente l'Europa evocando il rischio di cancellazione della civiltà, sono coerenti con la visione di Mosca e possono garantire un lavoro costruttivo con gli Stati Uniti sulla soluzione ucraina. Ma la Russia ritiene che siano necessari cambiamenti radicali al piano di pace e il figlio di Donald Trump minaccia, quindi Donald Trump attraverso il figlio minaccia basta mandare aiuti all'Ucraina, mentre Elon Musk giudica l'Unione Europea come il quarto Reich, solleva apriticello ovviamente da parte di tutti i leader dell'Europa e degli europeisti, insomma, che vedono quello di Elon Musk come una provocazione, diciamo, abbastanza difficile da digerire. Di spalla la notizia che arriva dall'Iran: la rivoluzione delle ragazze corre ancora, a capo scoperto senza paura. Le ragazze iraniane partecipano alla maratona di Kirshak a volto scoperto. Questa è una foto, diciamo, che lascia intravedere anche, insomma, qualche speranza. Ricordiamo che in Iran esiste un regime che vieta alle donne di farsi vedere in pubblico a volto scoperto. La rivoluzione corre ancora, dice Barbara Stefanelli attraverso le pagine del Corriere. L'immagine è folgorante, almeno per noi che avevamo distolto lo sguardo. Migliaia di giovani iraniane in maglietta rossa e capo scoperto, lunghissimi capelli neri sciolti, code di cavallo e trecce, che si affollano alla partenza e poi scattano in avanti nelle gambe. Hanno tempi diversi. Il video lungo il percorso mostra alcune camminare e chiacchierare a gruppetti, insomma, come in un normale paese occidentale, come in un normale paese moderno. Quindi questa è la fotografia che diciamo ci restituiscono le ragazze in Iran oggi attraverso vari giornali, ma noi la prendiamo qui dal Corriere della Sera. Andiamo a vedere al centropagina la fotonotizia, palco reale, gli applausi a Segre, Liliana Segre ospite della prima della Scala. Lady Macbeth incalta la Scala, non c'erano, vedete qua, poche presenze istituzionali, molti artisti, da Achille Lauro a Mahmood, e poi insomma ci sono anche i voti che il Corriere dà a questa prima della Scala, che è sempre un evento di importanza nazionale, almeno per quanto riguarda la musica, l'arte, lo spettacolo, ma anche, dicevo, gli aspetti relativi al sociale. La prima pagina di Repubblica, sempre diciamo sul racconto di questo asse Putin-Trump, l'Europa sotto assedio, Mosca si allinea all'attacco di Trump, condividiamo la sua visione del vecchio continente, Elon Musk ancora contro l'Unione Europea, quarto Reich, e poi telefonata a Meloni Zelensky, sostegno al piano degli Stati Uniti.
E anche qui Lady Macbeth incanta, meno politica, più spettacolo. Vediamo dei giornali, insomma, attraversiamo con il Corriere della Sera, insomma, tutta questa notizia di primo piano, perché l'Europa è in sintonia con la Russia, eccoli qua, e qui ci sono le foto storiche, diciamo, degli incontri tra Stati Uniti e Russia con i loro leader politici, l'incontro di Yalta nel 1945 tra Stalin e Roosevelt, guardate questa foto, ovviamente storica, e poi Brezhnev con Nixon nel 72 che insomma siglano gli accordi per la limitazione degli armamenti strategici, eccola qua un'altra foto storica, e poi diciamo per i tempi moderni quella più iconica, Reagan-Gorbaciov in Islanda nel 1986. Che cosa succede qui? Europa in sintonia con Europa, la sintonia, diciamo sull'Europa, la sintonia Stati Uniti-Russia, Putin sfrutta il momento e ce lo spiega bene perché, qual è l'unico filo conduttore? L'assist che arriva dalla Casa Bianca, perché di questo si tratta, i cambiamenti apportati da Donald Trump alla propria strategia di sicurezza nazionale, come abbiamo letto poc'anzi, che parlano di evocazione del rischio di una cancellazione di civiltà, sono coerenti con la visione del Cremlino, che sta prendendo l'attuale situazione geopolitica. Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia per continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto al fine di trovare una soluzione pacifica in Ucraina. Strategia di Donald Trump, strategia di Putin, vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Ma queste parole però, unite a quelle di Elon Musk, che dice l'Unione Europea è il quarto Reich, scatta il disgelo con la Casa Bianca, diciamo, fanno un po' saltare sulla sedia gli europeisti, i nostri leader politici, perché da Antonio Tajani, lo prendiamo dal Corriere della Sera, in un'intervista, dice: attenzione, noi sappiamo risollevarci anche senza, diciamo, l'aiuto di partner stranieri, ora mai più all'Unione Europea però serve coraggio e l'Italia ha un grande ruolo all'interno dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti restano un alleato, ma dobbiamo noi essere i protagonisti del cambiamento. Questa è diciamo, la posizione dell'Italia, una posizione che non era scontato, condivide anche in qualche modo Vannacci, che diciamo, tra i leader politici del momento, i leader politici della destra, è quello diciamo, più oltranzista. Invece qui dice l'Unione, attenzione alle parole di Elon Musk. Meglio riformarla, non abolirla, quindi l'idea dell'europarlamentare contro appunto l'idea di smantellare Bruxelles. Salvini prepara invece una mega manifestazione sovranista, quindi troviamo anche questo aspetto nel racconto della cronaca di oggi. Andiamo a vedere le altre prime pagine. La Stampa, asse Stati Uniti-Russia contro l'Unione Europea, e poi questa foto scandalosamente bella, il riferimento a Liliana Segre, che era sul palco, anzi diciamo alla prima della Scala, ad assistere diciamo, insieme ad altri protagonisti. Qui c'è il sindaco di Milano Sala, alla prima di Lady Macbeth alla Scala. Ancora andiamo a vedere il Messaggero, ricerca Roma Superstar, il quotidiano della capitale, finanziamenti record dagli atenei della capitale, la quota più alta è il Fondo Italiano per la Scienza. Andiamo a vedere altri quotidiani generalisti come il Gruppo Quotidiano Nazionale, l'Europa sotto assedio, Mosca, siamo con Trump, scandalosa ma non troppo, invece la Scala applaude Lady Beth. Tante notizie poi messe diciamo, posizionate all'interno della pagina, tra le tante c'è anche questa, l'Ambrogino d'Oro ai Carabinieri e le polemiche sul caso Rami, appunto la premiazione ai Carabinieri insomma, fa storcere il naso a tutti gli antagonisti della sinistra. Vediamo proprio i quotidiani politici, eccolo qua, il Giornale, la strategia elettorale, il piano segreto del partito islamico, entro il 2050 i musulmani in Italia saranno più di 5 milioni, se votiamo i nostri, dicono, controlleremo la politica, dobbiamo copiare la lobby sionista. Questo è diciamo, lo spauracchio che agita il Giornale oggi. Vediamo anche, parlavamo dell'Ambrogino a Milano, fango sull'Ambrogino, questo è il quotidiano Libero, show anticarabinieri dalla sinistra per Rami, fischi dalla flottiglia, insulti ai centri sociali, assassini, le magliette Rami Vive di Alleanza Verdi e Sinistra, la premiazione dell'Arma a Milano fa partire lo scontro, quindi qui insomma
Mario Secchi, che è il nuovo direttore del giornale, appunto del giornale Libero, dice: ci risiamo con il 68, insomma la malattia dell'Occidente è visibile nelle piccole cose. Un editoriale ovviamente abbastanza duro contro le posizizioni della sinistra. Andiamo a vedere il Tempo, eccolo qua, esclusivo: scacco alla regina. La regina chi è? La regina dei Propal, la professoressa albanese, Francesca Albanese, alla conferenza del 2022 con il Gotha di Hamas, tra i relatori i capi dell'organizzazione, in sala leader della Jihad islamica, e al tavolo d'onore l'uomo visto a braccetto con Einie e Sinwar, ed è bufera sulla relatrice ONU nel silenzio imbarazzato della sinistra. Il tema è sempre diciamo, il processo di islamizzazione dell'Italia attraverso appunto questi riferimenti politici soprattutto, e questi personaggi. In chiusura andiamo a vedere qualche altro quotidiano. Domani, eccolo qua, Trump e Putin, i sovranisti interni, ecco i nemici dell'Europa libera, quindi un reportage dalla nuova Siria dell'ex jihadista al-Shara, un anno senza Assad, quindi c'è molta politica internazionale nell'apertura di oggi del quotidiano Domani, e l'ultimo quotidiano che vediamo è appunto il Fatto Quotidiano, che titola sulla crisi che sta vivendo l'Ucraina: nessuno vuole governare Kiev, Zelensky ha 3 ministeri vacanti, timore di finire indagati e legarsi al carro del perdente. Quindi insomma esce in questi mesi indebolita la posizione dell'Ucraina anche sul tavolo geopolitico internazionale, sul tavolo delle trattative. Per questo Putin probabilmente sta forzando la mano. Ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con i quotidiani regionali. Entriamo in diretta con la nostra rassegna stampa di oggi. Nella seconda parte siamo pronti a leggere i quotidiani regionali. Dicevo, molto racconto su quello che è successo a Zafferana durante una partita di pallavolo. Le atlete diciamo, delle 2 squadre sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Adesso vedremo che cosa è successo, e poi la questione che riguarda Corleone, l'omicidio suicidio di una mamma che prima ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita. Anche qui tanti aspetti diciamo, che riguardano anche il sociale oltre al dramma familiare. Andiamo a vedere i quotidiani. Dunque, nella prima pagina la Sicilia, senza tregua l'apertura nazionale, continuano i bombardamenti a Kiev, sull'Ucraina, ma il tema è il Cremlino e Washington alleati, almeno così titola, contro l'Europa, quindi senza tregua. Poi andiamo a vedere di spalla queste notizie: Ars, lotteria dei supplenti, ecco chi spera di avere il seggio. Diciamo, c'è una simulazione, diciamo, del nuovo Parlamento in caso dovesse entrare in vigore la legge del deputato supplente, che ha ricevuto già il primo sì in Senato. Quindi insomma diciamo, in prospettiva è quella che sarebbe la nuova geografia dell'Ars, con chi entra e chi esce, perché la legge prevede che chi fa l'assessore non può restare deputato e deve lasciare spazio al primo dei non eletti. Quindi come sarebbe l'Ars con la legge del deputato supplente: chi entra e chi esce, la simulazione fra passato e futuro. Poi il ponte, oggi ultimo giorno di festa del weekend lungo, quindi il ponte flop però, perché in Sicilia c'è un calo delle presenze del 12% sul dato nazionale. Diciamo, questa è la notizia che arriva da Assoturismo sulla presenza nelle strutture ricettive. E poi atleti intossicati, ha aperto un'inchiesta dalla procura di Catania, il caso Zafferana Etnea, e la madre di Corleone: perdonatemi le scuse, in una straziante lettera. Lo sport, finisce il campionato di Formula 1, ha vinto Lando Norris sulla McLaren, quindi Lando Norris campione del mondo nell'ultima gara ad Abu Dhabi. E poi ieri ha giocato il Palermo 3-1 contro l'Empoli, quindi sbanca l'Empoli il Palermo, furia di Poyampalo che segna una doppietta. Entriamo in pagina. Allora, intanto le pallavoliste intossicate da monossido, il riscaldamento azionato per sbaglio. Questi sono i fatti
diciamo che, sui quali la Procura di Catania sta indagando. Sotto sequestro l'impianto non collaudato, paura durante la partita, sono tutte fuori pericolo le atlete, però ieri sera hanno dovuto fare ricorso alla camera iperbarica. Vediamo come lo racconta il giornale, diciamo, nell'attacco del pezzo. Qualcuno venerdì accende le luci del palatenda di Zafferana. Per sbaglio la stessa persona tocca l'interruttore presente nel medesimo quadro elettrico operazionale all'impianto di riscaldamento, che non è ancora stato collaudato e omologato, e quindi non è funzionante, anzi sarebbe guasto. Alle 17:30 la partita tra Zafferana Volley e Volley 96 Milazzo, il match prosegue. Una delle ragazze della squadra ospite ha un malore, viene immediatamente visitata dal medico che era presente e ha monitorato i valori, e poi da lì, insomma, mal di testa, capogiri per tutti. A quel punto il medico chiama l'ambulanza e l'arbitro sospende la gara. Non c'era odore di gas, racconta l'atleta zafferanese, ma dopo che il medico visita le ragazze, chiede l'intervento ai vigili del fuoco perché i sintomi erano quelli di inalazione di sostanze tossiche. Quindi bravo il medico che ha capito subito che cosa è successo. Bene la procura che sta indagando per trovare le responsabilità. Qua c'è tutto diciamo, il racconto, la rabbia del Milazzo, le nostre giocatrici hanno rischiato la vita, i medici le hanno salvate, sono state dimesse alle 4 del mattino, quindi poi hanno dovuto fare ritorno a casa a tarda notte. Che succede? La conferma dell'inchiesta arriva appunto dal procuratore Curcio, c'è da capire se le pallavoliste o la società sporgeranno denunce. In questa prima fase è fondamentale la relazione dei vigili del fuoco. E quindi diciamo, questo è il tema e l'argomento diciamo, di oggi, le pallavoliste appunto intossicate dal monossido di carbonio. In basso vedete, chiedo perdono a tutti, la lettera prima del dramma, qui siamo a Corleone, Lucia, questo è il nome della mamma, per la disperazione compie un gesto innaturale, ma con lucidità ha avuto la forza e il coraggio di chiedere scusa. Mi dispiace, non ce la faccio più. In una lettera, poche parole per salutare tutti e chiedere perdono per una fine che nessuno voleva. Lucia Pecoraro, che ha ucciso la figlia di 47 anni a Corleone. Giusy non si alzava dal letto, era completamente dipendente da Lucia, dicono i vicini, chi conosceva la famiglia. La preoccupazione era per il futuro, perché appunto i genitori lo raccontavano ad amici e parenti, adoravano quella figlia, si sono dedicati a lei completamente, ma dicevano adesso cosa ne sarebbe stato di lei? Era il loro cruccio, perché erano anziani, lei aveva 78 anni, il marito invece era morto. La morte di Salvatore ha fatto crollare tutto. Salvatore, il marito di questa donna che poi si è tolta la vita, ha fatto crollare tutto. Lucia, nonostante l'aiuto dei volontari e dei parenti che riuscivano a dare, si è ritrovata sola ad affrontare tutto questo e non ce l'ha fatta. Giuseppina la ricordano tutti come una bambina dolcissima che comunicava con i gesti e si faceva capire da tutti. Affrontavano questi genitori che si chiamavano Lucia e Salvatore tutto con grande dignità, non facevano pesare il loro dramma, dice un amico, e i funerali della madre e della figlia saranno celebrati alle 15:30 a Corleone. Quindi questa è la storia straziante appunto che arriva da Corleone, che abbiamo letto dalla Sicilia ma che troveremo anche su altre pagine, perché per esempio su Palermo, la Sicilia di Palermo, troviamo questo articolo, i caregiver, famiglie dei caregiver, il dolore dei caregiver, che sono quelli che assistono e che hanno i figli disabili o un parente disabile in casa. Quindi dopo la tragedia di Corleone ci si interroga anche su questo aspetto, e questa è l'apertura, la pagina del tomo di Palermo, del dorso di Palermo. A Catania invece vendeva botti sui social, scatta il blitz a Picanello e viene scoperto il deposito, l'operazione in via Faraci proprio nel quartiere Picanello. Su questo diciamo la notizia è bella messa in ampio rilievo sulla pagina di Catania della Sicilia. Andiamo a vedere invece il giornale Sicilia. Eccola qua, di nuovo la lettera: scusatemi, non so più come tirare avanti. La tragica resa di Lucia in un bigliettino prima di uccidere la figlia disabile e togliersi la vita. Questo è il racconto. Il giornale Sicilia mette in pagina ovviamente lo sport, Super Poglia, che ovviamente poi Ampalo, altri 2 gol, il Palermo vince ad Empoli. Qui c'era una sfida nella sfida perché il Palermo giocava contro l'ex allenatore Dionisi.
Politica, domani vertice di maggioranza, pressing della DC per rientrare, il presidente Schifani ha convocato il vertice per serrare le fila in vista delle votazioni in aula per la finanziaria, diversi punti ancora da chiarire, la DC esclusa dalla Giunta e anche dai vertici di maggioranza, preme per capire se e quando sarà possibile il rientro. E anche qui poi troviamo l'articolo sulle pallavoliste intossicate dal monossido che adesso sono salve. C'è anche una notizia che arriva sempre da Palermo, dei malviventi hanno cercato di scardinare con l'esplosivo un bancomat, un postamat per la precisione, allo Zen, non ci sono riusciti, il colpo è fallito, però la devastazione è rimasta. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Gazzetta del Sud, l'apertura internazionale dedicata appunto all'asse Putin-Trump, ma di spalla troviamo questo pezzo ovviamente dal punto di vista del Milazzo, quindi della squadra messinese, intossicate le atlete della Volley Milazzo durante la partita. Qui c'è pure il racconto che troveremo anche in pagina, ovviamente tanto sport al centro della pagina, Serie A, Serie B, Serie C e Serie D, anche con il Messina che vince e non è più ultimo, la squadra milita in Serie C, capolavoro dell'Igea invece ed è prima da sola, e poi tante notizie che riguardano ovviamente la regione e la provincia. Vi facciamo vedere, eccolo qua, la questione che riguarda appunto le atlete intossicate, le atlete della Volley Milazzo intossicate sul campo dello Zafferana, perché ci sono le testimonianze del direttore sportivo anche della squadra che adesso vuole andare fino in fondo a Ginevra per tutelare le nostre atlete. La Zafferana Volley ha precisato che è del tutto estranea alla vicenda, intanto l'assessore allo sport del comune di Milazzo invece cerca di stemperare i toni, voglio esprimere solidarietà e vicinanza alle nostre atlete confortate dalle notizie sul loro stato di salute. Certo, adesso però attendiamo risposte e chiarimenti anche da parte dell'amministrazione ospitante, quindi si chiede al comune di Zafferana e Tenea di dare delle risposte su quello che è successo. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con un riferimento, abbiamo parlato del Palermo, facciamo adesso riferimento alla Catania, il Catania che ieri si è guardata le partite, il Benevento non molla, per capire insomma come poi si districava la classifica in base ai risultati. Il Benevento dunque non molla, la Salernitana invece pari sul campo del Trapani, i Sanniti passano a Cava dei Tirreni nel finale dopo aver rischiato persino di perdere il match. Allora vediamo la classifica così come è composta dopo la fine della 17ª giornata, con il Catania in testa a 37 punti, a 2 punti c'è il Benevento, a 5 punti la Salernitana, dietro insieme al Cosenza, dietro tutti gli altri, Trapani a 22 e Siracusa a 14 punti. Prossima giornata, vediamo gli impegni del Catania e delle altre siciliane. Siracusa e Trapani giocheranno in anticipo sabato 13 dicembre alle 14:30 a Cava dei Tirreni il Siracusa, il Trapani ospiterà il Cosenza, il Catania invece giocherà domenica, giocherà in trasferta a Potenza alle 14:30 e poi ovviamente tutte le altre. La giornata si concluderà lunedì 15 dicembre con Crotone Casarano e Foggia Monopoli, che è un derby appunto in Puglia. La nostra rassegna stampa finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento in giornata festiva oggi a tutti.